Etan Plant è una web app che tratta di rifiuti. L'abbiamo pensata fruibile da qualsiasi dispositivo, un dispositivo mobile tipo smartphone piuttosto che fisso o PC. Naviga con qualsiasi tipologia di browser ed è una cosa interessante perché dispone di una serie di database. Per primo chiaramente tutto l'elenco dei CER, oltre 600 tipologie dei CER, consultabile facilmente, l'elenco degli RD, quindi delle frasi e delle tipologie di recupero e smaltimento dei rifiuti, piuttosto che degli HP, le frasi di rischio. Cosa abbiamo progettato? Abbiamo progettato un sistema inizialmente per il personale interno, quindi logistica, uffici, autisti, che fosse molto semplice da utilizzare e che desse immediatamente un feedback, quello di dire un rifiuto, una tipologia di rifiuto di un nostro cliente dove poteva essere scaricato, in quali dei 5 impianti che dispone il gruppo Etan. Quando ci siamo accorti che effettivamente questo strumento era così interessante, l'abbiamo completato, semplificato e anche reso più fruibile, e ora è un sistema che viene utilizzato anche dai nostri clienti o da chi è interessato a uno smaltimento o uno recupero presso i nostri impianti. Quindi un cliente piuttosto che uno interessato a smaltire un rifiuto presso i nostri impianti può sul menu cliccare trattamenti, verificare il codice CER di cui è in possesso, quindi il proprio rifiuto, e verificare in quale dei nostri impianti può accedere, con quali tipologie di trattamento R o D. E sempre dal menu è poi verificabile le autorizzazioni dei nostri 5 impianti, le autorizzazioni dei trasporti, quindi facilmente verificabile anche quelli che sono i dati che poi vengono riportati nei formulari. E per finire, come dicevo prima, c'è l'elenco di tutte le tipologie di rifiuti, gli R, i D e gli HP. Credo che lo strumento sia interessante, a prescindere, voglio dire, da chi vuole poi lavorare e collaborare con la nostra struttura, il nostro gruppo, ma anche per un consulente piuttosto che per un produttore semplice di rifiuti.